Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati con l'appuntamento dei nostri live, già collegato con noi Carlo Piemonte, direttore del cluster Legno Arredo Casa del Friuli Venezia Giulia, al quale do il buongiorno e ben ritrovato direttore. Buongiorno a tutti voi. Allora, l'ultima volta, direttore, ci eravamo visti verso fine maggio, dopo la ripartenza, no? Dopo il momento in cui siamo usciti da quella famosa zona gialla e siamo entrati nella zona bianca in attesa di migliorie. L'altro giorno è uscito una nota da parte di Confindustria Udine in merito, anzi a livello regionale, in merito un po' all'import-export nel settore legno, e chiaramente automaticamente l'ho chiamata perché meglio di lei non si può fare, come si dice, una panoramica generale di quella che è la situazione un mese e mezzo dopo l'ultimo intervento su Friuli TV. Ma, caro Omar, ti ringrazio intanto per avermi chiamato. La panoramica è un po' a due velocità, anzi a due complessità. Da un lato abbiamo il mondo dell'arredo casa che sta crescendo fortemente e continuando a crescere, ma la complessità è che potrebbe crescere molto di più se avesse materia prima e componenti, chiaramente. Dall'altro lato abbiamo l'arredo per il contract, inteso gli hotel, i ristoranti internazionali e globali, che stenta a ripartire. Anzi, il dato è negativo, quello del 2021 rispetto al 2020 addirittura. No? Quindi, come dico, abbiamo queste due situazioni molto complesse tra loro e urge fare qualcosa. Ecco, lei ha detto urge fare qualcosa per cercare insomma di non fermarsi, no? Perché chiaramente i numeri sono numeri e le chiacchiere sono chiacchiere, frase fatta e rifatta, però alla fine è questo, no? Perché magari la gente si ferma al titolo e poi non legge il contenuto, dice ah va tutto bene, perché rispetto al 2019, 2020 via dicendo poi si infarina, no? Gli si intorta a tanti numeri, poi alla fine andiamo a guardare bene il contenuto e noi il succo è finito, però insomma c'è difficoltà a vedere la goccia cadere, no? Sì, che qui più che goccia è un bel fiume, cioè abbiamo un insieme di problemi che da un lato siamo contenti di avere il portafoglio ordini pieno per tutto quello che riguarda l'arredo casa, soprattutto residenziale quindi. Parimenti, avere l'ordine e non riuscire a soddisfarlo crea un problema molto forte, perché se non consegni non ti fai pagare e via discorrendo. Quindi questo va analizzato con grande attenzione. Le cose da poter fare non sono moltissime, perché c'è in gioco una dinamica di competizione globale tra Cina e America, dove trova l'Europa in mezzo. Su questo Mi permetta, col nuovo inquilino della Casa Bianca, no? Perché si parla molto di New Economy, New Deal e via dicendo, no? Anche se non c'entra niente come termine, però lei sa che se si parla in inglese qualsiasi cosa si dica va tutto bene, no? Poi la gente non capisce nulla degli hashtag e via dicendo. Però dicevo, questo nuovo presidente Biden, no? Tanto strombazzato ai 420 per dire ah si riparte, l'America è uscita dal Medioevo, via dicendo, torneremo come una volta. Ecco, a distanza di mesi si è notato qualcosa oppure diciamo il trend diciamo così, della precedente gestione si nota ancora e si vede insomma? No, il cambio c'è indubbio, basti vedere l'eliminazione dei dazi nei rapporti con l'Europa. Gli ordini dall'America sono cresciuti tantissimo, quindi c'è una dinamica Europa-America indubbiamente forte, in forte espansione e va colta con attenzione. E, chiaramente tutto quello che giustamente chiede l'America dobbiamo riuscire a darlo, consegnarlo in tempo, al giusto prezzo, e il rincaro delle materie prime, la difficoltà di trovare componenti non aiuta.
E questa è una cosa importante da sottolineare. Presidente, facciamo direttore, perché lei è presidente anche di una cooperativa, no, legata al mondo del cluster Arredo Casa. Tra l'altro ricordiamo che c'è un nuovo presidente perché c'è stato diciamo così, il rinnovo delle cariche ed è subentrato Matteo Tonon, il nuovo presidente del cluster Legno Arredo Casa, una cosa importante anche questa da sottolineare. Molto importante. Franco Di Fonzo ha fatto un percorso significativo negli ultimi 6 anni che ha fatto traghettare il sistema regionale dai distretti a un sistema unitario di cluster quanto a gestione, fermo restando l'esistenza dei distretti produttivi. E la sfida adesso che Matteo Tonon sta già affrontando con grande determinazione e passione è proprio andare su 3 direttrici significative che sono lo sviluppo internazionale, riprendere quote di mercato, la digitalizzazione dei processi produttivi, che sembra una bella frase, ma in realtà significa produrre meglio, più velocemente, più efficacemente, e la terza, tutto quello che è la sostenibilità ambientale. Quindi su questi 3 assi sta impostando il lavoro insieme alla squadra e insieme al consiglio di amministrazione veramente, veramente competente. Certo. Insomma, possiamo dire che non cambia nulla a livello di programmi, come lei ha detto, perché subentra un giovane, uno che comunque ha un'esperienza alle spalle, un background non da poco, oltre ad avere insomma anche l'esperienza con la famiglia sul territorio, ma soprattutto anche la guida della Confindustria locale, in un certo senso, prima col gruppo giovani, poi insomma anche a livello senior. Questo quello che conta è che comunque si continua su quello che è stato tracciato, cioè non ci saranno rivoluzioni copernicane, come lei ha sottolineato. Sì, è una presidenza in continuità. Certo. Senta, invece facciamo un po' il punto per quanto riguarda i distretti collegati al cluster, perché ricordiamo che il cluster Arredo Casa comprende 3 distretti importanti del Friuli Venezia Giulia, l'area del Manzanese per quanto riguarda l'ex distretto della Sedia, l'area del Friuli Occidentale, in particolare Bruniera per quanto riguarda quella del mobile e poi l'Alto Friuli con la filiera del legno. Ecco, la situazione come trend, come sta andando? Beh, iniziamo da quello con più difficoltà, che è il distretto della Sedia. Oggettivamente difficoltà ci sono, legate semplicemente al fatto che il mercato di questo distretto, almeno per il 60%, 50% è contract, no? Se consideriamo che quel mercato, il 50% si è dimezzato, parliamo di un calo significativo del 15-20%. Questo non dipende tanto dalle aziende, perché se erano e sono forti su quel segmento lì, non è colpa loro se non è ripartito il turismo o gli investimenti. Chiaramente dobbiamo cercare di sostenerli. Dall'altra parte, il distretto del mobile di Bruniera, grande crescita, parliamo anche di un più 20%, se non ricordo male, rispetto ai dati 2020, ma anche un più 10, non mi ricordo bene, rispetto al 2019. Quindi ancora più in crescita rispetto a prima. Insomma, la cosa importante da sottolineare è che, come dice lei, se da una parte c'è un calo, dall'altra c'è una ripartenza, no? E dobbiamo giocoforza oliare, no? Usare un po' la lima per cercare un po' di bilanciare bene poi tutto il processo in modo tale che il motore non abbia problemi in corso d'opera. Sì, esattamente, però sono 2 segmenti di mercato diverso e uno non compensa l'altro, no? Quindi è come se una persona producesse banane e a un certo punto si scopre che nessuno vuole più avere banane e l'altro invece produce mele e tutti vogliono avere mele. Chi coltiva banane e vende banane soffre, no? Magari riesce a vendere qualche mela, però non sarà mai il suo mercato. Contiamo che con settembre riparta anche il settore degli investimenti contract, settembre-ottobre, però ecco, bisogna veramente dare una svolta su questo processo. Sul legno del Nord Friuli, quindi della Montana, lì c'è stata una ripartenza significativa, ma diciamo, non si è mai veramente fermato, ma con l'aumentare dei prezzi del legno, sicuramente le aziende di utilizzazione boschiva, i boscaioli per capirci, stanno macinando diverse ordinativi, anzi fanno fatica a stare dietro. Parallelamente ci troviamo in una situazione per cui dopo varie vicissitudini successe, il difficile è trovare adesso lotti, particelle di bosco gestito in modo responsabile con la certificazione PFC da poter portare al taglio e poter vendere come legno fresco.
Certo, e c'è tanto materiale ancora, perché immaginiamo, insomma, ci vorrà tanto tempo, no, per pulire e ripristinare dopo il passaggio della tempesta Baia solo in Friuli Venezia Giulia. Lasciamo stare il Veneto e il Trentino Alto Adige. Non siamo male, abbiamo pulito, fatto un bel lavoro, c'è stata una grande opera di pulizia grazie agli indennizzi della regione, quindi io sono piuttosto positivo. Ci sono dei punti in cui non si riesce ad andare, e questo è dovuto anche alla carenza di infrastrutture forestali, strade forestali. Certo. Se non ci arrivi, non ce la fai ad andare, non ce la fai a togliere il caduto, il bostrico, se un abete rosso si rinforza, si dilaga, e quello è un tema vero che purtroppo vedremo sempre più nei prossimi anni. Senta, a proposito di infrastrutture, visto che lei ha lanciato il sasso, si sente tanto parlare del corridoio marino, no? Per quanto riguarda Trieste in particolare, come punto di riferimento via mare per la rotta est-est-est, direbbe qualcuno, no? Per quanto riguarda, insomma, quel mercato verso Levante. Altri invece stanno cercando di studiare anche di potenziare il discorso della viabilità stradale, citata la famosa più volte Manzano-Palmanova. C'è ancora da capire cosa succederà sul ponte di Viscone, perché il ponte di Viscone è ormai diventato una sorta di barzelletta del nord-est, la nostra Salerno-Reggio Calabria, no? Perché addirittura rumors, grazie ai miei buoni uffici, come si dice in questi casi, rumors parlano di possibile apertura del ponte non prima dell'estate del 2022, salvo sorprese, salvo colpi di scena, no? Dicevo, questo per buttare anche un occhio su Porto Nogaro come seconda porta marina d'ingresso verso il distretto della Seria, o comunque gli altri distretti che fanno parte del cluster. Morale della favola: la politica, le associazioni di categoria viaggiano a braccetto, oppure, come si sente in giro circolando nei locali delle varie zone, c'è un po' di contrasto su questa cosa? Beh, il tema della portualità indubbiamente colloca Trieste in una posizione strategica, non proprio per geografia, così come Venezia, così come tanti altri porti. Trieste ha una caratteristica forte ed importante. Ribadisco che l'apertura dell'America ai mercati comunque sposta certe geografie, questo è indubbio, no? E quindi vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, anche a fronte degli investimenti che società tedesche, se non ricordo male, hanno fatto sul porto di Trieste in cooperazione con gli italiani. Sulle infrastrutture logistiche locali non mi esprimo, perché siamo un comparto che fa 1,7 miliardi di export, quindi ben venga se si concludono i ponti, ben venga se si concludono le attività. Tema diverso invece sono le infrastrutture, ad esempio digitali, piuttosto che le condizioni di potenziale fiscalità, piuttosto che potenziale sviluppo che certe aree meriterebbero di avere. Indubbiamente i distretti produttivi sono un esempio, che non fanno parte di ZIU, ad esempio, di ZIU o consorzi di Pordenone. Quello che è importante, secondo me, e questo la Regione, secondo me, ci sta ragionando fortemente, è avere un disegno complessivo di sviluppo e portarlo avanti. In quel modo lì tutto è più chiaro, e anche per le imprese fare investimenti più semplici. Certo, poi soprattutto dobbiamo ancora migliorare, come ha detto lei, i collegamenti virtuali, no? Perché ci sono ancora delle zone industriali, parlo del Manzanese, ma le stesse cose si sentono anche nella montagna e anche verso il Friuli occidentale, dove effettivamente per una connessione internet veloce, non dico che è quasi utopia, ma siamo a livelli ancora di Marco e Caco, no? Tanto per essere chiari. Ci sono zone molto scoperte. E questo purtroppo penalizza, come ha detto lei, la fondamentalità del mercato internazionale, dove non è che prendi più la valigetta e vai all'estero. La maggior parte dei casi, il 90%, la operi, come si dice, in smart working con i vari clienti e futuri partner commerciali presenti in tutto il mondo, no? E se purtroppo il collegamento internet lascia a desiderare, rischi veramente di perdere una grande opportunità. Guarda, la pandemia e le modalità lavorative da cui sono derivate, quindi tutto digitalizzato, ha accelerato tantissimo le dinamiche. Basti vedere anche che questa carenza di materiali è comunque un boom di ordini incredibile per 1000 motivi. Non che sia collegato, però quello che è la sfida adesso, e non sarà facile, è che il mondo si sta riaprendo, auspicabilmente in modo definitivo.
dico auspicabilmente perché se ne sente di ogni. E si richiederà alle imprese sia la presenza fisica che la presenza digitale, ma siamo umani, abbiamo dei limiti oggettivi, no? Vedremo, sicuramente le connessioni digitali devono esserci per i Zoom call piuttosto che Teams o approcci commerciali o cose più ancora importanti come ad esempio la gestione remota di sistemi produttivi, l'analisi costante dei flussi di dati negli impianti di produzione. Però ecco, quello che ci lascia questa pandemia è una velocità tra digitale e fisico quasi disumana, secondo me. Qui magari è più un aspetto sociologico che imprenditoriale. Certo. Senta, per quanto riguarda invece, a volte si dice che le cose si legano, no? Anche se dobbiamo veramente prendere non un'autostrada, ma addirittura una mega tangenziale. Però turismo, diciamo così, collegato con il mondo del lavoro, nel senso situazioni, luoghi UNESCO tipo Cividale, Aquileia, Palmanova, siti UNESCO, tanto per essere chiari, piuttosto che l'area del Collio o il Piancavallo, la zona marina. Ecco, diciamo così, a livello di parallelismo può funzionare, nel senso che ci può servire come ulteriore volano magari per rilanciare l'attenzione degli eventuali investitori che hanno interesse a collaborare con le nostre aziende del territorio. Io l'ho presa molto larga, le dico subito. Piuttosto larghetta, sì, però diciamo, facciamo una riflessione inversa. Quanti operatori, quanti soggetti economicamente benestanti o quanti investitori i comparti produttivi portano sul territorio? Lasciamo stare la pandemia, tantissimi. Cioè, il business travel, quindi il viaggio di lavoro, porta qui centinaia, migliaia di persone che di lavoro investono soldi. E se guardiamo la cultura manageriale non tipica dell'Italia o forse dell'Europa, no, dell'Italia, che è quella, io faccio un lavoro, morirò facendo quel lavoro, ma se guardiamo la cultura asiatica, americana, io investo in una cosa, mi dà una rendita, oppure non investo, ecco allora che il turismo, o meglio, il comparto economico turistico è quello che può beneficiare da tutti gli incoming che noi possiamo fare e che abbiamo fatto in passato. Dobbiamo farli però. Dobbiamo riuscire a farli, quello è il tema. Se un operatore non può venire in Italia o ha paura di venire in Italia per tamponi, isolamenti, tutte queste cose qua, gioco a forza non viene. Insomma, dobbiamo fare molta cultura, come si dice, no? Dobbiamo fare molta cultura e non è facile, come giustamente lei ha sottolineato, non è che in 4 e 4-8 si cambi la mentalità, no? Ci vorrà purtroppo del tempo, l'importante è che non ci siano troppi ostacoli in corso d'opera che obblighino a realizzare delle rotatorie o delle varianti, come si dice in questi casi, che chiaramente porteranno ad allungarsi i tempi biblici, mentre gli altri probabilmente andranno avanti, noi saremo ancora qui a guardare le stelle in attesa di capire quando il meteorite cadrà, no? Tanto per essere così, usando una metafora. E dove cadrà? Certo. Senta, direttore, poi chiudiamo perché ci daremo poi con lei appuntamento chiaramente a settembre, salvo novità, ci daremo poi chiaramente a settembre. Ecco, da qui a post vacanze, perché sembrerà strano, abbiamo iniziato a lavorare ieri, però già si parla di vacanze, no? Perché già la gente ha la mentalità verso il mare, verso la montagna. Ecco, settembre, che settembre sarà? Auspichiamo di conferma della ripartenza. Leggiamo di mercati che si stanno comunque rimettendo in lockdown piuttosto che in chiusura. Non va bene. Auspichiamo di conferma che tutti noi che facciamo i vaccini, io compreso, che l'ho fatto con grande gioia, sinceramente, tutte e 2 le dosi. Guarda, io ho l'appuntamento alle 14:50 per la seconda dose, oggi pomeriggio. Perfetto. Quindi ecco, tutti noi abbiamo contribuito a bloccare la diffusione di questo, no? Come atto di generosità verso tutta la nostra società. Auspichiamo che i contagi rimangano bassi, o se non i contagi, se un'altra gestione sanitaria globale sia possibile, e inizierà a viaggiare. Secondo me da settembre per lavoro si inizierà a viaggiare con quella benedetta valigetta che ci ha accompagnato per tutti questi anni. Bene, io ringrazio Carlo Piemonte, direttore cluster Arredo Casa Friuli Venezia Giulia, per questa chiacchierata, nella speranza, insomma,
che magari dal pessimismo si arrivi all'ottimismo. Abbiamo cercato insomma di fare un'analisi veloce, ci vorrebbero ore e ore e ore con statistiche, carte e via dicendo alla mano, però la speranza, come si dice, non è l'ultima a morire, no? Come si dice in questi casi, per dare un messaggio insomma giusto di ripartenza, un messaggio positivo, però dall'altra parte purtroppo la legge dei numeri lì non puoi giocarsi, numeri sono numeri e le chiacchiere alla fine sono chiacchiere, no? Grazie mille Omar. Grazie a te Carlo, buon lavoro, e allora come ho detto con te ci risentiremo i primi di settembre per fare un po' una prima analisi, no? Tanto per avere un'idea. Chiaramente resteremo in contatto se ci saranno importanti novità. Proprio veloce per concludere, c'è stato all'inizio dell'anno questa iniziativa con le scuole del Friuli Venezia Giulia. Continuerà il progetto? Indubbiamente. Indubbiamente continuerà, perché la formazione, la cultura produttiva del legno arredo deve crescere sempre di più, perché se non formiamo i futuri imprenditori, tecnici, operatori del nostro settore, non c'è futuro per il nostro comparto. Certo. Grazie, grazie, ti dico sempre presidente, perché probabilmente diventerai presidente presto, anche se lo sei già all'interno di un'area sempre del cluster Arredo Casa, però fare insomma il direttore generale di un importante così associazione, chiamiamola come vogliamo, però portare avanti operativamente quello che in questo momento è il cluster Arredo Casa del Friuli Venezia Giulia, onestamente non mi vorrei trovare io nei tuoi panni, tanto per essere chiaro. Ormai abbiamo il pelo sullo stomaco. Si è fatto il callo, dai, tanto per essere chiaro. Bene, ormai sei una corazza insuperabile, tanto per parlare. Bene, complimenti ancora a Carlo Piemonte, auguri di proseguimento su questa rotta, e soprattutto un saluto anche ai suoi collaboratori e a tutto lo staff del cluster Arredo Casa, insomma, nella speranza, come detto, di futuro migliore a breve. Io ringrazio anche i nostri amici e amiche alla visione all'ascolto. L'appuntamento tornerà nel primo pomeriggio per quanto riguarda il nostro notiziario, aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione all'ascolto, ci siamo, buon pranzo a tutti e alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.